Ora più che mai la politica per l'ambiente è una scelta necessaria e le ragioni le spiega ancora una volta l'ex senatore veneziano Andrea Ferrazzi, presidente dell'associazione PER, Persone, Ecologia, Reti, tra gli autori nella scorsa legislatura della modifica dell'articolo 9 della Costituzione per tutelare ambiente, biodiversità ed ecosistemi. Un'esperienza e una visione del futuro raccolta anche nel volume In politica per l'ambiente, presentato al Consiglio regionale del Veneto. È evidente che il cambiamento climatico impone anche un modello nuovo dal punto di vista dello sviluppo economico, ma la transizione ecologica è anche una grande opportunità dal punto di vista dell'economia. Alcuni si lamentano del fatto che la transizione ecologica costa troppo, ma la domanda vera è: quanto costa non far nulla? Le catastrofi in corso stanno dimostrando che costa una misura assolutamente non accettabile. Se anche dalla singola esperienza o percezione personale ci si può accorgere che qualcosa stia cambiando nel clima, e solo con i dati provenienti da studi compiuti in tutto il mondo, si tratti di Stati Uniti, Russia o Cina, che si può ottenere un quadro completo della situazione. Non c'è mai stata nell'atmosfera una quantità di gas climalteranti così elevata nella storia dell'umanità, non nella storia della Terra, perché prima che l'uomo apparisse sulla Terra ci sono stati secoli e millenni in cui la CO2, il metano e via dicendo erano più presenti nell'atmosfera, ma mai è accaduto negli ultimi 2 milioni di anni. Ferrazzi era affiancato dai consiglieri regionali Arturo Lorenzoni e Andrea Zanoni. Rispetto ad altri paesi, il percorso verso la transizione ecologica in Veneto è ancora indietro. Quello che stiamo cercando di sollecitare è proprio un'azione. Ci sono tante cose che possiamo fare nella gestione del territorio, nell'alimentazione energetica delle nostre case, delle nostre aziende.